Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Sara, a te la linea. Buongiorno Natalia, grazie mille, grazie a Radio Libertà per il nostro consueto collegamento del sabato mattina. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori fedeli della nostra trasmissione su Radio Libertà. Allora, oggi vorrei darvi alcune indicazioni su ciò che è cambiato con la riforma del terzo settore e per quanto riguarda le donazioni alla nostra associazione. Intanto inizio a informarvi di questo, perché noi a giugno risultiamo quindi risultiamo a tutti gli effetti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore, RUNS, come organizzazione di volontariato. Sapete che c'è stata questa riforma del terzo settore, è stata a lungo sospesa perché in qualche modo l'Italia, che aveva una sua modalità e tipologia molto singolare, ma anche molto efficace, devo dire, per aiutare il volontariato e in qualche modo la sussidiarietà attraverso il sistema delle Onlus, è stata contestata dall'Europa e in qualche modo con il governo Gentiloni fu avviata una riforma del terzo settore che a me non piace, molto dirigista, molto burocratica, come in tutto. Il governo attuale aveva provato anche a vedere con l'Europa un attimo se si poteva mantenere un po' di più quella che era la tipologia proprio caratteristica delle Onlus, e infatti noi abbiamo potuto, grazie a questa, diciamo, impendenza della pronuncia europea, continuare a operare in regime transitorio come Onlus fino a quest'anno. Poi a marzo è uscita la sentenza, cioè a fine anno dell'anno scorso, comunque c'era tempo fino a marzo per le ex Onlus come noi di passare al nuovo regime dopo che è stato è arrivata la pronuncia europea e quindi è stata approvata la riforma del terzo settore di Gentiloni, che segue quelle modalità burocratiche europee. Inutile dire che l'Europa, lo sappiamo, non è più un continente delle libertà, sembra più un'Unione Sovietica Europea, quindi come ha reso la vita difficile, l'Unione Europea la rende difficile a qualunque iniziativa privata sul piano imprenditoriale e sul piano anche della vita delle persone, così altrettanto fa con le associazioni, con le organizzazioni del volontariato, perché perché sono così, perché sostanzialmente sono burocrati, è stato tutto molto burocratizzato, quindi è necessario per noi impiegare molto delle nostre energie non più solo per l'attività umanitaria, ma anche per tutti quelli che sono gli adempimenti burocratici. Tant'è vero che ad esempio nella sola provincia di Bergamo, ma un po' ovunque, un sacco di Onlus sono morte, cioè hanno detto se dobbiamo strutturarci così in maniera così faticosa, insomma, è chiaro che un'organizzazione poi alla fine la gente fa volontariato perché vuole vedere di aiutare le persone, vuole vedere di aiutare le cose. Se diventa un'incombenza troppo impegnativa, tanti rinunciano. Noi però siamo tra quelli che pensano che mai mollare e tenere duro, e così ci siamo adeguati in tutto per tutto
Secondo me questo è un sistema, ve lo dico, cioè noi come Umanitaria Padana eravamo onlus, ma ci eravamo dati delle nostre regole di trasparenza enormemente superiori a quelle del codice del terzo settore, fatto dall'Europa, in sostanza è recepito dall'Italia, e sostanzialmente sono dei sistemi fatti per che cosa? Lo stesso principio che usano per le aziende, no? Fatto per le grandi organizzazioni che non hanno problema a seguire la burocrazia perché hanno personale pagato, hanno un sacco di risorse, eccetera. E in compenso però possono fare dei bilanci, cioè noi abbiamo sempre fatto dei bilanci, l'abbiamo sempre detto, in cui avendo la libertà di farli come volevamo, davamo una trasparenza assoluta, distinguendo tutto ciò che era la destinazione dall'utilizzo per le spese strutturali, eccetera. In realtà devo dire che il bilancio del terzo settore, come è voluto oggi dall'Europa, eccetera, è molto meno trasparente. Però noi, siccome ci piace proprio, noi crediamo nella sussidiarietà, nei corpi intermedi che servono per la libertà dei popoli, e perché lo Stato non può arrivare dappertutto, e siamo contrarissimi a un'idea di Stato dirigista, leviatano, che entra in ogni contesto, e purtroppo l'hanno fatto anche sulle associazioni. Pensate che noi adesso esistiamo, c'è stato ribaltato il principio della sussidiarietà, no? Cioè il principio della sussidiarietà, che è anche alla base del federalismo, eccetera, è quello che dice che tu fai, che tutto viene fatto dai livelli più bassi, quindi dalle persone, che sono loro i depositari delle sovranità, le persone, le famiglie, le comunità, il popolo, ok? E le competenze e i poteri vengono delegati dal basso, quindi dal popolo, la sovranità appartiene al popolo, che delega alle strutture superiori per quello che serve a garantire migliori diritti e migliori sicurezze al popolo. Quindi si delega al livello superiore quello che non può essere fatto efficacemente, efficientemente a livello inferiore. Quindi teoricamente anche la nostra Costituzione è basata su questo principio. Non ne parla più nessuno. È anche il principio del federalismo. Diciamo che è molto, molto, molto garantito, ad esempio, nella Costituzione statunitense, questo principio. Ma sempre che poi i cittadini lo esercitino, perché se i cittadini invece iniziano a volere uno Stato paternalista, uno Stato dirigista, uno Stato fascista o comunista o nazista, cioè totalitarista, e ahimè esistono delle tensioni, cioè i cittadini a un certo punto, quando vengono diseducati alla libertà, non voglio più né libertà né responsabilità, e voglio lo Stato paternalista, quello che Umberto Bossi chiamava lo Stato leviatano, no? Quello che poi decide di chi sono i figli, come devono essere educati, e se non rispetti il loro principio te li portano via, quelli che ti dicono, ecco, in questo tipo di Stato tutto ciò che è corpo intermedio deve essere fortemente controllato, perché è una società al contrario, dove la sovranità è dello Stato e il cittadino in qualche modo un servitore dello Stato, l'idea proprio di Hobbes, no? Cioè anche lo Stato etico, laddove l'etica moderna magari è quella woke piuttosto che quella che decidono, però ecco, questo è l'idea dirigista, e in questo dirigismo di cui l'Europa ormai è campione del mondo, infatti io la chiamo Unione Sovietica Europea, in questo dirigismo loro cosa fanno? Tutto ciò che è ambito della libertà, della libera espressione, può essere l'espressione artistica, il volontariato, il farsi del bene anche al di fuori proprio di quello che è la struttura burocratica, deve essere burocratizzato, e purtroppo l'hanno fatto anche con noi. Purtroppo ci si adegua alla realtà in cui si è. Personalmente questa Europa vorrei che venisse cambiata molto
ma non nel senso di un maggior dirigismo, ma nel senso di un maggiore riconoscimento della libertà e della sussidiarietà e quindi del valore dei popoli e i popoli. Okay? Noi siamo per aiutare i popoli a casa loro, per i popoli amici in pace e sovrani, padroni a casa propria, rispettosi in casa d'altri. Questo è l'umanitaria padana, prima Ollus, oggi ODV, che vuol dire organizzazione di volontariato, ok? E questo continuiamo a fare e lo facciamo con il nostro sistema che comunque un po' sfugge al... non siamo, diciamo, tipici. Noi siamo simili a una ONG, organizzazione non governativa, perché operiamo molto nei contesti della cooperazione internazionale e nazionale, ma abbiamo voluto non diventare ONG e neanche TS, ma rimanere ODV, diventare ODV, perché è quella che più rispettava la stessa tipicità nostra come Onlus, cioè essere volontari non salariati, non cooperanti, quindi con un grande dinamismo in cui noi riusciamo con pochissime risorse a fare tantissimo. Questo ad esempio progetti dell'anno scorso, alcuni dei quali sono ancora in corso. Vedete, questa ad esempio, questa formella che vedete qua, ce l'hanno fatta, è una formella in ceramica che è stata cotta nel forno che abbiamo finanziato noi in Armenia per i profughi del Nagorno-Karabakh, di cui nessuno parla, sta guerra, praticamente sti cristiani in nome del petrolio dell'Azerbaigian, eccetera, sono stati completamente abbandonati al loro destino, quindi erano già stati perseguitati e massacrati ai tempi della Turchia. Ricordo che il loro genocidio fu anche di esempio a Hitler per quello che poi fece contro il popolo ebraico. E adesso la popolazione cristiana del Nagorno-Karabakh è stata cacciata e quindi è entrata in Armenia, e noi stiamo aiutando questi profughi cristiani con un museo della ceramica tipica armena. Questa ad esempio è una formella che ci è stata fatta col nostro simbolo che è su in Armenia nel forno che abbiamo finanziato noi. Questa che vedete qui in mezzo è un'aula, non so se si riesce a vedere bene, è un'aula informatica. Vedete in fondo Suor Martina, che è una carissima suora italiana che da tanti anni si occupa della Sant'Ermo School in Kenya, e quindi stiamo facendo anche quello. Questi sono progetti in corso. Qui questi erano gli auguri di Natale, no, vediamo, dei nostri bimbi in Pakistan. Sapete che aiutiamo i bambini delle fabbriche di mattoni e le ragazzine cristiane povere con le loro famiglie per evitare che vengano mandate a lavorare per pochi dollari, dove poi spesso vengono convertite forzatamente all'Islam, stuprate, eccetera. Qua vediamo, questo ad esempio è, sempre aiutiamo i popoli a casa loro, in Camerun, qua, in Camerun, l'ospedale che sta facendo un sacerdote, Don Bruno, lo vedete qua, di Brumano, Bergamasco, lui è da tanti anni in Camerun come sacerdote Fidei Donum e sta facendo un ospedale vicino a Yaoundé, e quindi noi abbiamo finanziato i portoncini e i serramenti. Qui vediamo Zambia, Sport to Build, la scuola per i bimbi che utilizza lo sport per combattere il degrado, il disagio, eccetera.
e insieme abbiamo realizzato, c'è anche la scuola professionale per i più grandi di falegnameria, abbiamo fatto un'azienda sociale falegnameria con la segheria e insegniamo anche l'utilizzo razionale ecologico delle foreste. Qua vedete una pompa per l'acqua che insieme all'Ato, che è un'organizzazione bergamasca idrica che ci ha dato dei soldi per un bando per fare una pompa per l'acqua in Etiopia, ok? Questo è un progetto che ci sta tantissimo a cuore, è stata una cosa bellissima, vedete? Qui vediamo Padre Angiu davanti a questa fabbrica di mattoni, mi spiace che non si riesca a mettere bene a fuoco, o forse non sono io che vedo a fuoco, ci ringraziano per aver liberato quei 4 ragazzi, che sono 4 ragazzi minorenni che avevano nati e cresciuti nella fabbrica di mattoni, i genitori sono morti, sono rimasti orfani ed essendo rimasti orfani gli sono stati accollati i debiti dei genitori e quindi dovevano lavorare in condizioni molto dure, proprio da schiavitù, schiavitù della gleba, e abbiamo pagato il riscatto della loro libertà e adesso sono con gli zii e stanno andando a scuola, che prima non avevano neanche un'istruzione. Quindi ecco, questo invece mezzo qua è un mezzo per le suore dell'Aquila che si occupano di bimbi che noi stessi avevamo visitato, incontrato durante il terremoto. Loro erano state le suore zelatrici dell'Aquila, erano state e lo stiamo pagando a rate, quindi è un mezzo che pagheremo in 4-5 anni. Loro hanno anticipato per aiutarli perché di più non possiamo fare, però ecco. Qua vediamo ancora in Etiopia, sempre progetti, qua queste pompe per l'acqua, queste arnie in Zambia, perché con la falegnameria abbiamo fatto un ulteriore progetto per fare l'apicoltura in maniera moderna, così se ne possono occupare anche le donne e i ragazzini, mentre prima si arrampicavano sugli alberi a prendere i favi, quelli spontanei. Tra l'altro le api africane sono molto toste. Qui un piccolo ricordo della nostra Lucia Cagliani, che è una delle che è venuta a mancare l'anno scorso e che aveva realizzato un acquedotto in Kenya per l'umanitaria padana. Questo è un progetto importantissimo che vedete, questo centrale, ok? Padre Orghe, Comboniano, vedete le ragazze. In Sudan c'è una guerra mostruosa di cui nessuno parla, una guerra dimenticata, ma è più feroce di quelle di cui sentite parlare sempre. E in Sudan padre Orghe è riuscito a spostare, siccome Khartoum è stata distrutta e lì c'era il Comboni College, che è un'università, ha portato l'infermieristica così importante in un contesto di guerra a Port Sudan, solo che lì non c'era l'università, è stata in qualche modo realizzata nelle strutture comboniani in maniera proprio di emergenza con tutti gli sfollati per consentire agli studenti di comunque continuare gli studi, terminare, prendere i loro diplomi e anche operare sul campo come infermiere. E qui l'umanitaria padana ha proprio aiutato con strutture, si vede forse il nostro simbolo che è in mano Padre Orghe, così. Ecco, questi sono degli esempi, no? Poi però ad esempio ci sono anche in India, i banchi alle suore orsoline, in Terra Santa, sono arrivate in questi giorni tra l'altro le foto, abbiamo acquistato banchi per una scuola di Betlemme, in Bosnia abbiamo acquistato una cucina con forno elettrico. Insomma, tanti di questi interventi si fanno a fine anno, quindi poi magari le foto, quelle che sono diciamo non pluriennali, magari arrivano in seguito. Per questi sono tanti esempi di cose che facciamo. Li facciamo con pochissimi soldi perché? Perché proprio eroghiamo e senza moltiplicare burocrazia, noi non facciamo monumenti di carta e il fatto di essere ODV ci consente di agire in questo modo, di capire dove i soldi possono essere spesi prima meglio, realizzando sogni nel cassetto che direttamente
i missionari, piuttosto che, come in questo caso, Matteo Sametti, eccetera, le persone sul luogo possono realizzare direttamente e quindi senza una moltiplicazione di costi, senza costi gonfiati per l'ONG perché sono costi locali, quindi con pochissimo si riesce a fare tantissimo. In parte per il disagio e l'handicap e le nuove povertà in Italia, ma poi il nostro, diciamo, attività di interesse generale principale è quella di cooperazione internazionale per aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi e costruire insieme la pace. Cosa cambia? Allora, non cambia niente, potete continuare a farci bonifici o bollettini postali o donazioni attraverso PayPal sul nostro sito internet. C'è però un cambiamento importante, cioè se voi volete usufruire dei benefici fiscali che per le ODV sono ottime, nel senso che potete detrarre, potete avere una detrazione dell'imposta lorda pari al 35% della donazione effettuata, questo come persone fisiche. Oppure in alternativa potete scegliere, se preferite, la detrazione del 35%, oppure in alternativa deducibile fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli anni successivi non oltre il quarto, ok? Sempre secondo il decreto legislativo 117/2017, che è questa famosa riforma del terzo settore, che però è diventata pienamente operativa dopo la conferma definitiva europea quest'anno. Quindi qualcuno si era adeguato già prima. Noi finché abbiamo potuto abbiamo operato fino a marzo in regime ONLUS, poi abbiamo fatto la richiesta a RUNS e adesso siamo a tutti gli effetti ODV, quindi 35% come detrazione o deducibilità fino al 10% del reddito complessivo. Per le società o gli enti, perché possono farci donazioni anche le società o gli enti, le liberalità in denaro o in natura, quindi anche se ci vengono donati dei beni da portare nelle emergenze, eccetera, erogate da enti soggetti all'imposta sulla società, IRES, sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. Ok, la parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto. Io dico sempre, noi combattiamo la cultura dello spreco. Tante volte le aziende hanno dei materiali che possono essere utilissimi in contesti di missione e a volte buttano via il magazzino, magari spendono anche per buttare via, quando potrebbero donarci cose che magari da noi non sono più commerciabili perché sono magari obsolete, ma in altri contesti vanno benissimo. E allora in questo caso approfittatene, perché la liberalità in beni dell'attività tipica di impresa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e quelli in denaro anche. Ok? Cosa cambia? Che per usufruire delle agevolazioni fiscali, come prima dovete conservare l'attestazione della donazione ovviamente tracciabile, cioè le donazioni in contanti possono essere fatte, non mettiamo ricevuta, ma non fruiscono dei benefici fiscali. Invece, la ricevuta del bollettino postale, la contabile bancaria, l'estratto conto bancario, questi possono essere conservati, anzi devono essere conservati, essendo tracciabili, danno diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali che vi ho detto. Però l'unica cosa che cambia è questa, che prima noi vi chiedevamo se volete la nostra ricevuta e adesso serve, non è più facoltativa, da allegare per questi benefici fiscali, dovete comunicarci i vostri dati. Col bollettino postale ci sono automaticamente l'indirizzo, eccetera. Lo stesso noi chiediamo di scrivercelo o nella causale del bonifico, magari di fianco alla destinazione che preferite, o tanti dicono scegliete voi per cosa utilizzarli, altri invece mettono SOS Cristiani, sostegno a distanza in Pakistan, piuttosto che
guerrieri per la pace, in soccorso dei popoli, nuove povertà, ecco, queste sono causali, però di fianco chiediamo metteteci i vostri dati, l'indirizzo, oppure telefonate la mattina Laura, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e ci comunicate l'indirizzo, perché così vi possiamo, anche l'indirizzo email, possiamo anche spedirvela solo via email. Però adesso la cosa nuova è che ci dovete comunicare anche il codice fiscale. È molto molto importante, perché per avere questo diritto l'Agenzia delle Entrate fa dei controlli e quindi richiede che sulle ricevute sia indicato il vostro codice fiscale. Laura nei prossimi giorni cercherà di chiamare i donatori di cui abbiamo anche il telefono per avvisarli di questo, cercheremo di scrivere, però se voi ci comunicaste a info@umanitariapadana.net il codice fiscale, parlo dei nostri donatori, è essenziale per potervi garantire ancora i benefici fiscali. Ecco, naturalmente i dati saranno trattati secondo la normativa della privacy. Potete scrivere a info@umanitariapadana.net, potete anche esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo dei dati, non volete usufruire del beneficio fiscale, ma anche in questo caso dovete scrivere a info@umanitariapadana.net. Però diciamo è molto importante che ci comunichiate il codice fiscale, perché adesso noi per obbligo lo dobbiamo anche scrivere sulle ricevute, quindi questa è una cosa importante. Ecco, il nostro tempo volge al termine. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori e la nostra grande Radio Libertà per questo spazio che ci consente di dirvi cosa facciamo, anche di parlare di argomenti di cui a volte non parla nessuno, molto scomodi, in piena libertà, senza filtri, e anche per tenere il contatto, aggiornare i nostri donatori del buon utilizzo che noi cerchiamo sempre di fare delle vostre donazioni. Continuiamo a aiutare i popoli a casa loro, aiutarli a aiutarsi, costruire insieme la pace. Ciao a tutti, buon fine settimana. Avete ascoltato